10.000 donazioni di sangue all'anno nel Bassanese, ma ne servirebbero molte di più, e così i gruppi e le associazioni che si occupano di donazione si sono riuniti promuovendo nelle scuole tra i giovani la cultura della donazione, tanto che proprio oggi al San Bassiano per alcuni di loro è stata la prima volta, supportati moralmente dai veterani, ma di certo la convinzione è tanta. Prima volta, prima donazione, entusiasmo, piacere, lo faccio perché penso di fare del bene, mi immedesimo nelle persone che hanno bisogno di ricevere e quindi dico, se ci fossi io è giusto che anch'io contribuisco a donare. È un significato importante per me, aiutare le altre persone nel momento se mai avranno bisogno, insomma penso che sia una bella cosa, no? Non è così scontato che i giovani lo facciano. Non è scontato, anzi tutt'altro, però insomma per me è importante questo. È la prima volta? Prima volta. C'è un po' di paura? Certo. Beata sincerità, è un messaggio a tutti, più o meno giovani. Prima o poi, chi tardi, chi presto, è giusto iniziare, è giusto provare. Dopo, se non lo fai ogni 3 mesi e lo fai una volta solo, comunque hai contribuito nel piccolo, quindi ci sta. Soprattutto se si pensa che la malattia non va in vacanza. C'è necessità di sangue sempre, anche durante l'estate. Certo. Questi due ragazzi, due nuovi donatori sono un po' l'esempio. Sì, noi lo abbiamo fatto anche in comunità, nel senso di far vedere che tutte le associazioni si prodigano affinché ci sia il sangue per tutti, perché ultimamente viene anche a mancare, quindi è importante farlo arrivare soprattutto ai giovani che devono sostituirci, perché noi a un certo punto dobbiamo lasciare perché abbiamo superato una certa età. E a proposito di donazioni, domani in Cima Grappa tutte le associazioni di donatori di tutto il Veneto si danno appuntamento per la tradizionale cerimonia comunitaria.